Ho ricevuto nei giorni scorsi l'avviso della richiesta di archiviazione sia per il reato di omicidio volontario che per il reato di morte come conseguenza di altro delitto, cioè della morte del povero Alex conseguita alla cessione, quindi all'assunzione di sostanza stupefacente. Una richiesta di archiviazione che potrebbe mettere una pietra tombale sulla tragedia di Alex Marangon. La Procura di Treviso è convinta che il 25enne di Marcone si sia lanciato dal terrazzo dell'abbazia di Vidor, dove stava partecipando ad un rito sciamanico. Nessun responsabile diretto per la morte del giovane barista. Ad aver scatenato la reazione allucinogena sarebbe stata l'assunzione di una sostanza stupefacente, l'ayahuasca, offerta alla cerimonia che, combinata con la cocaina presente nel sangue, avrebbe provocato uno stato alterato culminato nel volo dal terrazzo. Non solo, ma l'assunzione della cocaina, secondo il pubblico ministero, fu consapevole. Alex avrebbe conosciuto i rischi dell'assunzione delle due sostanze. Pronta l'opposizione da parte dei legali della famiglia Marangon. Non voglio commentare nel merito una richiesta di archiviazione che si commenta da sé. Certo, la delusione è tanta per come si cerca di chiudere questo caso. Sarà il GIP ora a decidere se accettare o meno la richiesta di archiviazione del PM Giovanni Valmassoi, sia per l'omicidio volontario a carico di ignoti che per la morte come conseguenza d'altro reato a carico dei 5 indagati, gli organizzatori della serata, Andrea Zuin, Tatiana Marchetto, Alexandra De Sacco, moglie del proprietario dell'abbazia, e 2 curanderos colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo. Resta quindi come reato solo la cessione di stupefacenti. La delusione è tanta soprattutto come cittadini, perché per quello che riguarda il profilo tecnico ritengo che non possa esserci giudice per le indagini preliminari che possa accogliere richieste di archiviazione come questa, addirittura in assenza di eventuali opposizioni per come sono formulate, per gli elementi che le sostengono, posizioni che comunque ovviamente faremo. Rimane quell'ultimo appello accorato dei genitori di Alex, quelle parole che oggi sembrano cadute nel vuoto. E non è giusto che queste persone la passano liscia e che queste persone sono 2 anni che vivono la loro vita liberi e senza rimorsi di coscienza sicuramente, mentre noi siamo 2 anni che viviamo senza Alex, senza il suo sorriso,